Don Filippo, ma che avete fatto? Voi state senza scarpe e il cappello, che ne avete fatto? Li ho dimenticati qua, signor barone. E voi vi dimenticate le scarpe in casa mia? Una distrazione. Scusate, barone. Dite. Ho trovato questo ritratto a terra. Di chi è? Questa è mia moglie. No, questo è il ritratto di mamma mia. Allora, questa è la buonanima di my wife. Aspetta. Ma sì, tu sei mio figlio. Tu sei quel guaglioncello che io lasciai in custodia alla vecchia Caterina. Caterina, la vecchia che mi ha cresciuto. Papà mia. Aspetta, tu ti chiami Peppeniello? Sì, io mi chiamo Peppeniello, ma per soprannome tutti mi chiamano Felice Sciambocca. Vieni fra le mie braccia, figlio mio. Finalmente ti ho trovato. Papà? Sì. No, togliti il dito dalla bocca, è pupù. Sì, papà. Sì, papà, ma non il papà pezzente di una volta. Sono ricco e sono barone. Favola! Gente, corrite! Favola! Signori miei, è uscita l'estrazione! E niente meno, i numeri dell'incendio di 5 giorni fa sono usciti tutti e 3! E io ho vinto! Ma quali sono stati i numeri? 8, 17, 26, 46 e 90. Tu avere riccia. Signori miei, mica frate mio bello, a fortuna ci ha voluto aiutare, ha già vinto una quaterna 400.000 lire. E io pure ho vinto. E quando hai vinto tu? 5 lire. Signor barone, avevate detto che facevamo disonore alla vostra casa e allora adesso potete stare tranquillo perché tanto io quanto mia sorella Rosina non vi daremo più fastidio. No. Dopo la gioia che ho avuto oggi, voglio mandare all'inferno la nobiltà, mi voglio ricordare solamente di quello che sono stato. Da oggi in poi la mia casa è aperta per voi. Evviva il barone!